In occasione della festa del pane e del vino si è svolta anche quest'anno la quarta edizione del Premio Veneto Orientale per l'imprenditoria presso la Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore. Quest'anno il premio è stato assegnato a Giannino Lorenzon. I premi che ho ricevuto voglio dividerli con tutta la mia famiglia, con i miei figli, con mia moglie in particolare, che mi sono sempre stati molto vicini, anche nei momenti di bisogno mi sono stati molto vicini. Volevo ringraziare di questa serata molto bella, ringraziare tutti gli amici che sono stati presenti, che hanno voluto onorarmi con la loro presenza. La Regione Veneto, in accordo con la Provincia di Venezia ed il Comune di San Michele al Tagliamento, ritengono doveroso questo riconoscimento. Si premia un imprenditore del nord-est, una persona che ha saputo davvero integrare la propria attività di impresa con i problemi sociali, ha saputo creare fattori economici e ha saputo realizzare in questo territorio importanti infrastrutture che sono state riconosciute da tutto il mondo. La provincia di Venezia, assieme al Consorzio del Proloco, sostiene questa iniziativa perché è un'iniziativa che riconosce la grande capacità di impresa, la grande volontà, la grande forza che gli imprenditori del nord-est hanno. Sì, è una serata eccezionale e quindi va un plauso al Consorzio delle Proloco del Veneto Orientale per organizzare questo premio. Un premio molto ambito, molto bello, è giusto premiare gli imprenditori. Un complimenti a Giannino Lorenzon da parte di tutta la popolazione di San Michele e anche degli imprenditori vivionesi. Questa sera abbiamo voluto essere presenti a questo tipo di manifestazione anche perché il prossimo anno verrà ospitata a Caorle. Crediamo nell'impegno che mettono le Proloco per questi eventi e soprattutto crediamo nell'imprenditoria del nord-est. Un premio territoriale voluto dal Consorzio Proloco Veneto Orientale. Per il quarto anno successivo il Consorzio delle Proloco ha premiato l'imprenditore dell'anno. Penso che Giannino Lorenzon di San Michele del Tagliamento rappresenti in questo territorio qualcosa di nuovo. Oltre a lui la famiglia lavora sia a Panama e anche in Canada, quindi è un'azienda che non lavora solo in Italia ma anche all'estero. Quindi il Consorzio della Proloco anche quest'anno ha fatto sì che l'obiettivo sia stato raggiunto con la persona giusta.